Ah, che bella c'è. Ideale per la pasta. A te che hai una bella faccia da Porcel. E le recce. E le E le recce. recce. No, mi permetto, perché Francesco Vissoli è un bravissimo allevatore di maiali e i prodotti che fa lui sono qualcosa di strepitoso. Mi interessava quel pane lì. Ma il pane vuoi mangiare? Sì. Guarda, per la paura che sia solo pane, che non di solo pane vive l'uomo, Andiamo. abbiamo messo un po' di salumi qua Ah, e poi sì. c'è la versione Quella mi interessava. più tipica e caratteristica Ecco qua. con le greppole. Però Dicesi anche ciccioli, che sono una delle peculiarità Sì. della produzione maiale, se ne fanno sempre meno e c'è una maestria importante. Sì. Voi continuate a portarla avanti, vero? assolutamente. E preferiamo chiamarli greppole, perché a Mantova è la greppola, altrimenti si confonde con i ciccioli emiliani o di altre zone. Sono il frutto della tradizione, vero? Assolutamente. Del maiale non si butta via niente e quindi Certo. in grasso veniva bollito un po' per togliere lo strutto che serviva tutto l'anno, perché da noi piante di ulivi non ce ne sono, Certo. quindi si utilizzava lo strutto in cucina per i condimenti e anche per ingrassare qualsiasi cosa o per friggere. E quello che rimane dalla cottura dello strutto è la greppola, detto cicciolo. E le greppole erano un po' le chips, le patatine del contadino perché sono croccanti, Sì, no? e una anche- tiralata soprattutto. E avercene, E perché avercene. con un maiale non te ne saltano fuori tante. Adesso, avendo più maiali, ne saltano fuori di più, ma con un maiale se le litigavano. Ascolta, io adesso non so se sono un vizioso, però vedo queste cose qua che non so cosa siano, vedi? Sono finti, sono di gomma. Ma va, non ci credo mica, no. Non ci credi? Voglio la prova. Ecco, cansoeami. Perché sai, insomma, San Tommaso Giustamente. ci deve mettere il naso. Profumo esagerato. Davvero. Profumo esagerato. Vediamo. Com'è che si chiama? Questo è lo stortino. Voi veronesi avete la stortina, noi mantovani abbiamo lo stortino, che non è altro che la pasta del salame, il nostro salame all'aglio, fatto con maiali allevati al pascolo. Il condimento è identico perché è lo stesso impasto, come dicevo prima, del salame, solo che una parte viene insaccata nel budello torto naturale del Certo. bovino, perché così vengono pronti prima. Francesco, me lo ripeti in dialetto mantovano? Allora, quando dai. scopa l'animal, che fa sui salam, Eh, l'impasto che è, una parte la vuoi insaccata in dal budel stort, a parchezzita la pronta prima. questo è un E te la elogio. mangi prima, e magari con la polenta. Questo è un elogio all'ignoranza mia, perché io capisco poco o niente, ma sono felice lo stesso. Mi fa piacere. Hai visto? Mi fa piacere che ti faccia piacere, non che non hai capito. Porca lora, per Corte Cascine farete assaggiare tutte queste cose? Assolutamente, faremo assaggiare tutto. Abbiamo organizzato per fare una festa tipo festa sull'Aia, dove proponiamo un menù che racchiude il riso alla pilota, immancabile per noi, per la nostra zona, i nostri salumi e i nostri dolci, per dare un'idea di quello che facciamo. Chi vuole può visitare l'azienda con tutti i nostri Certo, animali, certo. non solo maiali ma anche altri animali, e vedere le nostre culture così. Ve lo consiglio, li conosco personalmente, sono veramente bravi. Francesco, vi siete voi a Noi siamo a Villa Garibaldi di Roncoferraro. di Roncoferraro. Segnatevelo, per Corte Cascine 19 maggio. Adesso quel salame lì, quel stortino tagliato, Lo faremo assaggiare ai clienti. A mia mangiare al tè. non mi ha capito bene. Ho capito.